Allora, diciamo che si è fatto tantissimo lavoro negli anni e soprattutto avevamo delle regioni e dei territori molto forti, basti pensare veramente ai cugini trentini, che agli amici dell'Alto Adige. Un grandissimo lavoro è stato fatto negli ultimi anni, io lo ammetto, perché la stessa capacità che si aveva lì l'abbiamo trovata anche qui di promuovere quel territorio, dove si è fatta una squadra, una grande famiglia e dove tutti fossero comunque fondamentali e protagonisti. Non c'era mai stato una persona che fosse più importante rispetto ad altre. Ecco, questo secondo me è la vera chiave che bisognerà avere anche nel futuro, la vera chiave che potrà unire due territori fondamentali, che sono ovviamente le Dolomiti, che sono ovviamente le colline del Prosecco, che ricordiamo anche lì patrimonio UNESCO. Quindi riuscire anche ad unire, io mi allungo partendo dal mare, partendo da Venezia, passando per le colline dell'UNESCO fino ad arrivare alle Dolomiti, un territorio dove non ci vuole tantissimo, pochi chilometri alla fine se ci pensiamo, dove passi dal mare alla montagna, con un territorio veramente unico al mondo. È assolutamente importante la promozione e la comunicazione del territorio, e che Cortina sia unita a tutto il resto della provincia e a tutto il resto del Veneto, sia in vista dei grandi eventi che andiamo ad organizzare, ma proprio per la valorizzazione di un territorio che merita nel suo insieme, ma per le sue differenti specificità. Ma questo compito spetta alle istituzioni, agli enti, alle amministrazioni locali e al mondo produttivo. Mettere insieme le due realtà, perché hanno una potenzialità enorme, sia le nostre colline e sia le Dolomiti. Abbiamo delegazioni che vengono da tutto il mondo in questi giorni per vedere qual è la nostra realtà, cos'è questo, tra virgolette, miracolo, si può dire un miracolo, nell'avere nel promuovere il territorio che vede tanta gente. E questo è merito soprattutto della rete. La rete funziona, se la rete è quella delle istituzioni assieme all'impresa è una rete vincente e bisogna puntare su quello. Beh, questo è un grande premio, importante, perché si premiano i giornalisti che fanno promozione territoriale, ma non solo in chiave turistica, anche in chiave enogastronomica, perché insomma oggi il premio è dedicato alla Piave, la Piave d'Argento, legata a un formaggio importante, prodotto di latte busche, che è non soltanto un riferimento del territorio bellunese, ma ormai veneto per l'importanza che ha. Quindi è un momento significativo e grazie anche a questi giornalisti, alle trasmissioni che sono state fatte a livello nazionale, noi abbiamo avuto sul territorio un indotto molto importante per conoscere e scoprire luoghi magnifici e anche prodotti territoriali eccellenti.